Buongiorno. Eccolo, lo vedete? Lo vedete? È un miraggio. È tornato, è lui. È tornato, ragazzi, è tornato. Ragazzi, no, aspetta che mi metto in... Scusi, dove si mette mi lei? metto qua dietro. Venga. Io mi nascondo perché Vengi. non ne ho beccata neanche una. Mamma mia. Intanto mi bevo il caffè. Giroud con la gamba, Giroud ha fatto il culo. È all'ultimo. Non riproporre il gesto, non propongo. Se no, siamo qua in via Manfrina, servito al tagliamento. Giusto. Intanto volevo salutare il mio amico Gianfranco che ieri... Gianfranco. Ciao, Gianfranco, anche Gianna, che tu ti prendi queste libertà. Franco Pisano. Che mi ha fatto tornare in mente i fasti degli anni 90, calcio, spettacolo, e quindi abbiamo parlato insieme al telefono. Quindi, I fusti. Grazie, i fusti e i fasti. Grazie mille Gianfranco di nuovo. Intanto fate pure colazione, Ah, sì. perché tutti quanti con la canna qua? Vorrei capire io. Vabbè, Tutto canna. diciamo che insomma, Ah, un zucchero cosa cannato. c'era scritto sul Corriere dello Sport? Ah, imprendibili. Sì, vabbè, Anzi, dai. Buongiorno eh, e buona domenica a tutti, pronto per questo big match? avete presente gli incredibili? Ecco, gli incredibili. Comunque qua abbiamo il fenomeno. Ma paga Dani. Enrico per via del Napoli? Assolutamente no, paga chi Max. è dietro, paga chi è dietro. Max, infatti. E, comunque pronto per il derby, anche questi due sono pronti per il derby. Vedremo cosa succederà. Non Partita potrò guardare normale. la partita. È una perché partita normale come tutte le altre. non sono ricco Ne mancano abbonato di ancora Now e 19 compagnia più 4 bella. DAZN. Non sono ricco abbonato, sono povero disgraziato. Comunque io ve l'ho detto. Cosa hai detto? Sì, cosa hai Cosa ha detto? detto Il lei? Napoli adesso è in ottima forma. Ah, Sì, e poi assolutamente. No, è Ah, in no. ottima forma. in ottima forma. A gennaio vedremo. Vedremo, c'è Inter-Napoli il 4 di gennaio, vabbè così. Vi ricordo Sì. che sto anno Sì. il Aspetta campionato che si divide in facciamo due. così perché- Si divide in due. Eh, Prima del mondiale e dopo sì. il mondiale. Sì. Il Napoli ha fatto una preparazione buona per adesso. Sì. Dopo bisogna vedere. Assolutamente. Comunque sta Campionato strano. Comunque sta giocando un gran calcio. E anche contro l'Atalanta ha fatto un gran calcio. Questo Bisogna Eh. essere obiettivi Bravi. e dire che l'Atalanta ha fatto una grandissima partita, quindi onore al merito all'Atalanta. Due errorini Ecco, difensivi. aspetta che ti aiuto, un attimo che vado a prendere. Che appunto pensa a te. È il bello della diretta, D'altronde. senza far danni. Ma Giroud. Parla di tennis. Cosa ha fatto Giroud? Parla di tennis. Giroud ha fatto un Giroud col piedino sinistro e ha buttata dentro. Contento Luca, Chinghetto maledetto. Parla di tennis. Tennis. Allora, Augelia Singh ha finito la sua serie positiva e perde contro Rune. Il danese, non è norvegese. Ah, no, è danese. Vabbè, è danese, Che tra norvegese, chi se ne l'altro, frega. scusa se ti interrompo, sarà l'Next Gen a Milano nel girone di Passaro o Passaro. Allora, vedremo perché è tutta una balla. Bisogna capire poi come arrivano, se c'è un voglia di giocare o no, perché sti qua si infortunano, sono stanchi, non so se vengono a Milano. A Milano ci saranno 4 calze. Detto questo, C'è anche, la finale- c'è anche Lorenzo Musetti, Ah, Musetti. Sì, non vorrei dirtelo. vabbè, ma dai, ma com'è? Ma sono next gen dell'Epifero queste qua, dai. Next gen non dovrebbero aver fatto i tornei più importanti, dai. Va bene, detto questo, povera Milano. David va pure come suona. Allora dicevamo, Sì, dicevamo. Djokovic batte Sì. Tsitsipas Sì. 7-6 al terzo, quindi Grande partita, grande tiratissima, partita. bellissima partita, ma domani contro Rune, anzi oggi contro Rune, Sarà dura. favorito secondo me Djokovic alla Djokovic, fine, perché assolutamente. ecco, però Rune veramente ragazzi sta dimostrando con prestazioni super di essere un giocatore sopraffino, no? Mentre il nostro Musetti, quanto bravo è, ha dimostrato di essere ancora limitato dal punto di vista emotivo, perché contro Djokovic si è proprio spento, no? Nel più bello, e quindi insomma ancora dobbiamo migliorare da questo punto di vista. Detto questo ragazzi, tutti pronti per la finale Djokovic-Rune, anche se mi sarei aspettato Djokovic-Alexin. La notizia, mentre tu bevi, sorseggi il tuo caffè, è che abbiamo una defezione importante all'ATP Finals, no? E anche alla nelle finali di Coppa Davis. Carlos Alcaraz problema agli addominali e quindi non ci sarà il numero 1 del mondo purtroppo. Dove siete? Dice Alberto, al palazzetto del ghiaccio di Bessaro. Fantastico Alberto, quando vuoi ti aspettiamo in diretta con noi, magari ti facciamo fare una trasferta o dobbiamo venire lì a casa tua, vabbè dici te.
Forza Inter e complimenti a Napoli, PN Lecco al tramonto lignanese, perché lui andrà alle 17:30 al Tegil a vedere Pordenone Lecco, ecco. Quindi sarà spettacolare anche lì, forza Pordenone, diciamolo, ecco. L'Udinese invece venerdì 1-1, non abbiamo portato bene nella diretta prepartita, No. Sì, cosa stai pensando? A Davide che si fa cazzo. Ah, Davide. No, beh, Davide, sì, fai pure come fosse anche la tua, sì. Ciao Michi. Sì. Bentornato Davide. È dovuto cosa? Ci si defila quando. O no, facciamo. Non ho capito. Ciao, ma adesso dovrebbe io pagare un sentito- giro di aperitivo. Io ho sentito tutto quello che avete detto. Sì, ecco, ho sentito ma dai, tutto. ma dai. Comunque, Fabio, ma questo soggetto secondo te ti pare affidabile? Salutiamo Allora. Fabio dal Canada che ha detto che anche lui ti fa Canada, stranamente. Voglio dire. allora, io faccio una parentesi adesso che Sì. sono tornato Sì. tra di voi. Sì. Ah, bravo, grazie. Faccio una parentesi sul Benvenuto. calcetto. Ah, bravo, Sì, bravo. vai. Fino- Calcio a oh, 5 perché oh, il calcetto mi viene in calcio a mente 5. quello Balilla. Allora, Pordenone in A2, terza vittoria di fila. Sì, Allora, bravo, 3. bravo. Contro? Non mi ricordo. Ma dai, vabbè. allora vogliamo fare la rubrica del calcio 5, bisogna essere seri, Mentre, ragazzi. mentre il Maccarna ha vinto 4-1. 4-1. Bravi. ha vinto Prata. 4-1. Maccan Prata. A Prata c'è tanta roba, No, perché ha anche giocato la a Mazzola, pallavolo, ha giocato a saluto. Mazzola. Sì, no, volevo dire, sì, no, ok, va bene. Volevo dire che a Prata c'era, Sì. mi ricollegavo con la È vero. squadra di pallavolo vero. che è in A2. La Tiret Prata. La Tinet Prata, bravissimo. E salutiamo Gianni che ci segue sempre con affetto. Ciao. Ecco. Ciao Gianni, ciao. Quanto forte è? E questo è il è concetto. più forte dell'elicottero di suo È vero. che dopo io scusate ma vorrei vederlo in diretta. Così facciamo un'entrata stile Domenica del Villaggio. Non so se ve lo ricordavate. Ricordate quel programma con Mengacci che veniva anche qua a San Vito fine Sì. anni 90. Mengacci, ho capito. Vero? Te lo ricordi? Spettacolare. Con la domenica del villaggio. La domenica del villaggio, quindi noi siamo alla domenica del villaggio versione Sportissimo Channel, ovviamente. Appunto. Calcio 5 hai qualcos'altro da aggiungere? No. Della tua squadra vogliamo parlare? Si gioca in 5 contro 5. Della Befed Futsal. Befed. Sì, hanno cominciato questa nuova avventura, il Beffed. Salutiamo Simone Piazza. Ciao mister. Cos'è il Beffed? Si mangia? Sì, no, Ah, è ok. quello lo sponsor. Ah, scusi. Dai. siamo... Intanto Beffed, lo Tanto ribadisco Beffed. perché saluto il mio amico Luca che anche lui lo pronuncia giusto, non all'americana. Dai, dimmi com'è andata questo inizio di campionato. È un po' difficile perché dalla Serie B alla Serie A stiamo pagando un po' il scotto, però ci rifaremo, questo è sicuro. Ultimi di classifica? Ci rifaremo, No, punto. Bomm è partito un attimo in sordina Ah, perché ok, la preparazione appunto. non c'è la pausa per il mondiale di Esatto. futsal, no? Si vede che Sì, il Max prego. non ha mai giocato e che non No, capisce. lui ha giocato a tennis, Sì, vabbè, a di tennis, ma tennis calcetto infatti ha no. A parlato. calcetto pure, però stai zitto. Di basket Dai. vogliamo segnalare, Eh? dopo Milano perde anche la Virtus in maniera indecorosa, si vinceva di quasi 20 punti col Villeurbanne in Eurolega, mercoledì c'è il derby di Eurolega Milano-Bologna. Perché si gioca anche a basket? Sì. Ah, ok. Oggi, cioè, Anche a no, rugby, attenzione, Bagnaia cosa farà oggi? Oggi Ore 2 a Valencia. Forza Pecco oggi. Basta che non scivoli. Forza Sul Pecco. più Ma gliela tirata, Io poi- gliela tirata, santo Dio. Va bene. No, cosa dire di Pecco? Insomma, deve Ma scusate, è in ottavo, Spagna, è si ottavo, gioca, è ottavo, si corre in Spagna. Sì. Cosa possono fare in Spagna? Cercheranno di farlo scivolare e il Bagnaia e scivola sul bagnato, ragazzi, Guarda, spero che Bene. la tua previsione non si avveri. Ovvio. Quartararo, ovviamente. Io lo non annuncio fare la qua, battuta. io lo annuncio qua, io non ci sarò più a Sportissimo Live Caffè. Dai, perché? Perché Max è indecoroso. Giroud, vergognoso Io non Giroud. mi farò più sentire. Punto. O vedere. O vedere. A vedere. No, ma scusa un attimo, non avevi lanciato la famosa idea Germania-Spagna? Ma- Invece quella è un'altra roba. È un'altra cosa È un'altra roba. quella. Ma non si poteva fare una diretta No, anche lì? No, vabbè, no. Volendo, sai, sì. sai. Dipende se c'è Max. Appunto. Ok. No, ma io mi tolgo di mezzo, ma che me ne frega. Giroud! Ascolta, vuoi fare come quello là, quello bravo che fa Ritorno al futuro? Quindi torna Ah, al bravo, futuro. bravo. Vai al futuro. torni Il indietro. Napoli sarà finito. Da adesso non vincerà più una partita perché io vengo dal futuro. Ma vaffanculo, va. Ascolta, ma Juve Inter allora su che vieni Ah, dal sì, sì, futuro? vengo dal futuro. Quindi il pronostico?
E vince l'Inter, mi dispiace per te però purtroppo. Quindi conferma. Confermo il Luca 2. ti ha rubato un ponticino, eh? Sì, Luca, bravo, bravo. Ma stasera finirai nella merda. Ciao Luca, ciao. Ha rubato un ponticino perché ha azzeccato Atalanta-Napoli. Mentre nei pronostici vi abbiamo detto di non scommettere. Non ne abbiamo beccata una. Esatto, a parte a lui ne ha beccata a parte una, giusto? Gianfranco che ha provato ovviamente a combinare i nostri pronostici Champions e ci ha preso. Per cui ogni tanto qualcosa di buono lo facciamo. No, beh, devo dire Però, che azzecchiamo ogni tanto. Però tanto, non si dai. può sempre fare. No, beh, cioè, non è che poi uno può fare sempre 6 al Superenalotto, giusto? L'Empoli speriamo abbia dato tutto ieri, così martedì magari. Ma fagli dire qualcosa a quel ragazzo. Prego, vada. Che cosa devo dire? Cosa devo dire? È lui che parla da 3 ore. No, parliamo Sto essere qua, parla da 3 ore. David, parliamo di sci. Cosa ci devi dire? E dice che è cominciata la stagione. Sì, però non c'è neve, quindi esatto. Sci sull'erba. Siamo messi bene. Eccola che scende. Pagato, mi ha pagato. Possiamo andare a fare la domenica. Grazie del Max viaggio. che hai pagato il caffè, Sì, grazie. molto gentile. Abbiamo bevuto, vuoi portare dentro? No, Così dopo andiamo si via. arrangiano, avevo pure Max, pagato, no, devo anche sì, portare la Max. roba a fanculo. Scusa, ho pagato, devo anche portare la roba dentro, bel servizio. Bel servizio. Tieni, grazie, Bel stai buono, servizio. stai buono. Ciao. Vieni banco a proposito Ciao. di servizio, 30 secondi. Dica. Parli di, ecco. di rugby, di cosa Ma si che parla? ne so io? Non Dico, parla di qualcosa, di padel, non so. padel. Padel, a proposito, tutti a giocare a padel perché ormai non vuol più, nessuno vuole giocare più a tennis, tutti a padel. Ragazzi, qua siamo nella Upper East Side, siamo nella Upper East Side di San Vito al Tagliamento. Sei Siamo pronto? nella Upper East Side di San Vito al Tagliamento. Upper East Side, attenzione. David sta salutando sempre tutti, comunque, voglio dire. Via Manfrin, eccoci qua. David, l'abbiamo perso ormai. Guardate che vi facciamo vedere un po' di... Dai, venite. Venite, vi facciamo vedere. Oh, saluta pure tutti, sì, mi raccomando. Vieni. Sì, vuoi fermarti, fatti un po' di affari tuoi. Dai, venite con me. Vi facciamo vedere. Ancora un pochino. Sì, esatto, vai. Ecco, adesso vi portiamo a San Vito. Venite qua che voglio farvi salutare Tony io. Perché c'è l'elicottero, guardate dietro chi c'è. Dio mio. Eccoci qua. Adesso vi faccio vedere l'elicottero che vi dicevo prima. Eccoci qua. Volevamo vedere l'elicottero in diretta. Ciao Tony. Visto che c'è Juve Inter, facci vedere l'elicottero. Ma non vola sto elicottero, ho capito. Vabbè, ho capito. È un elicottero di salvataggio. Quanto lo vende lei questo elicottero? 300 Quanti? Finanza. Oh, ma David abbiamo perso ancora? Passato il tuo amico Alessandro. Ma David dove è andato? Davide, dov'è Davide, scusa? Sta parlando con... Dai, ma basta. Oh, è una roba impressionante. Basta, dai, Comunque basta. se volete venire, qua ci sono un po' di mercatini, Vedete? A parte Davide. Come chi sta parlando? Non vedi che siamo in diretta? Eri in diretta. A proposito, esatto, ti rispondiamo, Tony, dicendoti di Juve Inter, no? Certo, su YouTube ti vedono, sì. Sì, ti vedono, certo, però vai pure con i clienti se c'hai... Vendi come va, venuto come un ludo. Bravo. Ma ascolta, dobbiamo aggiungere qualcos'altro perché abbiamo parlato di tutto. Perché c'è troppa gente che ci sta seguendo. Guarda quanti sono in diretta. Guarda, un fottio, ma sono tutti che guardano la differita. Giusto. Allora Ecco, vogliamo, Davide, vogliamo salutare i nostri coach Simone Ciao. e Andrea che ci sopportano e ci supportano. Ciao Simone. Supportano. Allora, ciao Simone, ciao Andrea. Dopo? Sì. E dopo ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Finalmente abbiamo il piacere di avere con noi Davide. Godiamocelo ancora un po' prima che non trova qualcun altro. Ciao. Ecco, è una roba impressionante. Appunto. Ma quanta gente conosci? Adesso qua a San Vito al Tagliamento? altre due adesso. Ha detto due? Sì, ma non salutiamo tutti perché No, sennò assolutamente no. no, No, assolutamente. allora dai, facciamo una piccola parentesi su Giroud! una piccola parentesi Sì. su Performer Health.
Pepper Ah, Belt. sì, beh, ma quella è pubblicità, dobbiamo magari in un secondo momento. Cos'è che deve Intanto- fare? Non si fa pubblicità, Beh, ma era giusto. Ma ti pagano, smettila. Ma io pensavo dicessi, ma cosa vuoi? Il Sì, sangue appunto. della Garelli? Quanto? 2-0 per la Juve nettamente. Quanto? Sì, vince la Juve nettamente 2-0. Gol di Chiesa che sta in panchina No, e no. di Maria che sta in panchina. No, Anzi, di non sono Pogba che sta d'accordo. fuori in panchina. Non sono d'accordo. Boh, ma Lasciami stare, abbiamo no? detto tutto, mi pare, perché L'Inter ragazzi segna Lukaku. Lukaku che non gioca proprio. abbiamo detto tutto, se non Ah, sì? ero calcio, basket, Non abbiamo detto pallavolo. niente, Come nulla. abbiamo detto Oggi non niente? abbiamo fatto Dai. una mazza. Comunque, saluto il mio amico Luca e Giroud che ha segnato. Guardate che col il Volley sinistro. Prata ha avviato un vino in diretta. E chi se ne frega? No. Vabbè, Vabbè, ma dai, che non dire cattivo, così. che Insomma, cattivo, dai. Ecco, insomma. comunque ricordatevi che Sportissimo non si ferma mai. Ciao. Assolutamente. Ciao, ragazzi. E seguiteci domani che c'è il sorteggio di Champions. Davide, l'avete visto? Adesso non lo vedete più. E vabbè, dai, succede. Comunque domani c'è il sorteggio di Champions. Sì, l'Inter gioca col Paris Saint-Germain. Io ho fatto la mia È previsione. possibile, sì? Chi? No, l'Inter col Paris Ah, Saint-Germain Paris non è Saint-Germain. Ho possibile. fatto la mia previsione. Non è Perché possibile. non è possibile? Ah, non è Perché sono tutti e due secondi. Appunto. Napoli. secondi non si possono incontrare. No, qua, No, qua che tu e tu due Allora- secondi. Ah, è arrivata sì, seconda. è arrivato Potrebbe secondo e ha essere- vinto al Benfica. Chissà dove l'ha ficcata. Vabbè. Arrivederci, grazie. Allora incontreremo Saluti a tutti. Chi è il primo? Il Tottenham? Potrebbe essere, infatti Tottenham. Federico, che dobbiamo salutare, Ah sì, Federico. Federico, il grande Federico Edicolante, Edicolante, qua a di San San Vito Vito, Tagliamento. e ha detto che ci sarà Milan-Tottenham invece, lui ha detto. No? Milan-Tottenham. No? Intercity Milan, Inter Real City Madrid, e Bayern. Milan, Real Madrid o Bayern Monaco abbiamo detto. Bene, boh. Ecco, l'abbiamo detto. Bayern comunque. Monaco, lui l'ha detto Bayern Monaco, naturalmente lui, perché il grande David è un grande stratega, lui sa, perché lui ha già messo la pallina, è scaldata quando va a Sei mettere la ancora in mano. testa oppure sei già retrocesso? Ma smettila. Secondo. Allora, È bello quando si sfottono i bruscia che... parla. Magari che fosse il secondo, magari. David, sei in diretta. Magari Vuoi che fosse salutare secondo. qualcuno? No? No, adesso no. Vi rode per Vi questo rode, suo vi in testa. rode. E io che sono ultimo cosa devo dire? Appunto, Ma ultimo, ma sta recuperando, eh? sì, recupera. Quando Sei riuscito ad andare avanti? No. Ultimamente. Sì, ma siamo sempre lì in galleggio. 4 punti. Galleggio, come diceva Comunque, il pagliaccio Pennywise. al momento Tu sono ti come- galleggi fra il fuorigioco e il non fuorigioco. Sì, esatto, Sei come sempre un stato. inferno, Sei lì sei. per dare la zampata finale. Il gatto. Il soprannome. sono in fuga da 15 giornate, zitti e muti. Assolutamente, questo va dato atto, che sei... Mica non facile stare in testa Eh? per 15 giornate, scusa. No, ma infatti, non mica detto niente, dai, eh. salutami Bisogna fare- Giroud, Luca Giroud. Ma E Andrea? smettila. E Andrea anche? Andrea, ciao Andrea. Chi è? Andrea- Chi è? Ah, l'unica certezza. l'unica- È sicuramente Andrea, questa qua è l'unica certezza che abbiamo. Pensavo il Milan, No, io il Milan dicessi. quello sicuramente, Ok. però l'unica certezza è Andrea che ogni volta deve dire che le altre squadre sono sempre certezze. È l'Inter, è il Milan. Bisogna avere, è il bisogna Napoli. avere delle certezze beh, nella certo. vita, voglio L'unica, dire. sì, l'unica certezza è che rimarremo forti di fame. Arrivederci. Ciao a tutti, ci vediamo domani 13:30, 14 più o meno. Forse. Non fare quella faccia da Ah, Giroud, scusa. dai. Giroud. A domani.